Allora continuiamo col prossimo relatore, il dottor Salvatore Carmelo Trovato, professore ordinario di linguistica generale nella facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Catania e titolare dei seguenti progetti: per un vocabolario dell'italiano regionale letterario della Sicilia, nuovo vocabolario siciliano con inciso. Progetto Gallo Italici, ha detenuto importanti cariche in organismi scientifici e culturali ed è stato relatore in numerosi convegni nazionali ed internazionali. Autore di decine di pubblicazioni, è considerato uno dei massimi esperti siciliani nel campo della linguistica. Nel settembre del 2002 è stato insignito con la medaglia d'oro dell'Istituto di ricerca e degli studi di etnologia e di dialettologia di Cassano a Loyola. Prego, professore. Grazie, buonasera a tutti e grazie a chi ha voluto invitarmi a questo convegno e congratulazioni per chi lo ha ideato. Ed entro subito nell'argomento. Il titolo che io avevo segnalato era La Sicilia Lombarda, benissimo, non lo correggo, solo voglio aggiungere un sottotitolo per essere più preciso, perché la Sicilia Lombarda potremmo parlare 2 giorni. Il sottotitolo è per una ridefinizione geografica e storica della Sicilia Lombarda. Faccio un po' la storia. 1900 i dialetti cosiddetti lombardi o gallo-italici furono scoperti nel 1857, quando Leonardo Vigo, raccogliendo i canti popolari della Sicilia, ne ricevette alcune da San Fratello del Pezzervini, si mise nei capelli e disse: ma questa è la lingua di Sant'Agostino, la capiscono solo quelli che la parlano. Ecco, e poi da lì cominciarono gli studi, prima in Sicilia, poi si occuparono anche linguisti in campo italiano e nacquero l'insegna della polemica, perché volevano sapere, volevano determinare con i fatti solo linguistici da dove provenissero questi dialetti italiani settentrionali in Sicilia. Comunque non vi faccio tutta la storia, perché non è questo che è il problema. Vi dico solo che nel 1921, chiusura di circa un cinquantennio di studi, uno studioso siciliano di Piazza Merina, che si chiamava Filippo Piazza, appoggiandosi agli studi di Giacomo De Gregorio, che era professore di linguistica e culturologia all'Università di Palermo, soprattutto a lui, fece il punto della situazione, pubblicò un volume appunto sulla Sicilia, sui dialetti lombardo-siculi, e si chiese: chi sono questi lombardo-siculi? I lombardo-sicoli erano i dialetti parlati a San Fratello, Novara con i villaggi adiacenti, Nicosia, Sperlina, Piazza Merina e Aricò. Solo 6. Però ci sono anche altri, va bene, ci sono degli innesti gallo-italici molto diffusi in Sicilia, soprattutto in zone limitrofe a questi centri. E siccome non avevano capito niente ancora i linguisti siciliani di un fenomeno che si chiama metafonesi, cioè il fenomeno per cui nella Sicilia centrale il tipo bello diventa bigu invece che bellu, ma ahimè al femminile è bella però, senza i, e il tipo buono diventa buono mentre il femminile resta buono, non avevano capito il meccanismo, e allora dice: ma qua ancora a Caltanissetta c'era di più, si dice pani a Caltanissetta, ma se precede una sillaba in cui c'è la U, si dice lupani, la U si propagina nella sillaba. Questo fenomeno non era stato ancora illustrato scientificamente, non avevano capito, ma è facile, no? E la colpa è dei gallo-italici, che hanno queste vocali strane, ne hanno 7 fondamentali, i gallo-italici, contro i 5 siciliani. Se questo può avvenire nella Sicilia centrale, ma anche ad Adrano, è perché la colpa è dei gallo-italici, oddio, colpa tra virgolette. E allora si tratta sicuramente di innesti gallo-italici, così non è. E non è così perché poi quei fenomeni particolari di Caltanissetta, di tutta l'area nissena, della Sicilia centrale e di Adrano sono stati spiegati all'interno della stessa linguistica siciliana, senza fare ricorso a questi dialetti italiani settentrionali, che potevano essere sì vicini, ma non avevano influito al punto. Io quando nacqui, mi interessai, studente universitario, arrivai a Catania, mi battei subito. Io sono gallo-italico, sono di Nicosia,
ma mi imbattei in una scuola, quella del professor Piccetta e poi del mio maestro, il professor Tropea, in cui dall'italico si studiava bene. E allora sono 50 anni esatti che mi occupo di questo, anche se non ci credo che io posso aver fatto queste cose 50 anni fa. Vabbè, passano 50 anni. E dopo il 1921, quando nel 1998 i direttori del Lexicon der Mistischen Linguistik mi chiesero un profilo dei dialetti gallitalici, ho dovuto un po' fare i conti con la situazione. Chi sono i gallitalici? E allora venne chiaro, sulla base di indagini fatte a lungo negli anni e con interventi diretti, con inchieste dirette e anche con tante tesi di laurea guidate dal professor Tropea e poi da me, ho potuto dire che i dialetti gallitalici fondamentali sono, dobbiamo andare indietro, sono 14. Perché sono 14? Perché in questi 14 centri che vedete indicati qui ci sono tutte le caratteristiche che questi dialetti hanno e che si differenziano, non si vede niente. Non vi preoccupate, lo dico io. Seguitemi. Se lì non si vede. La prima immagine si dovrebbe essere. Primo gruppo, ma dove sono? Prima si vedevano. Si vedevano prima. Quando non l'avevi ampliato. Va bene. Ecco, come vedete, appunto, sono gallitalici tutti i dialetti segnati qui. Su che base si dice? Si dice su base linguistica, ovviamente, no? Le basi storiche, il supporto delle basi storiche viene pure. Le basi linguistiche, allora, noi abbiamo San Fratello per primo, Acquedolci è una diramazione recente, insomma, perché Acquedolci, dopo la frana del 1922-23 di San Fratello, molti San Fratellani scesero giù al mare, quindi è recentissimo. Poi abbiamo Rannazzo, sempre nella provincia di Messina c'è San Piero Patti, Montalbano di Alicona, Novara di Sicilia e il comune di Fondachelli Fantina, che è costituito da una ventina di villaggi, alcuni dei quali oggi sono disabitati. Poi in provincia di Catania c'è Rannazzo e quindi scendendo verso giù c'è Aitone, Piazza Melina. In provincia di Siracusa c'è Ferla, Buccheri, Cassaro. No, c'è questo toponimo Cassaro. Sì, come è comune, credo. Sì, Ferla, Buccheri, Cassaro. Quindi ho contato 14, no, come comune. Sì, a Cassaro c'è anche a Palermo, ma c'è un po' dovunque nelle città della Sicilia, no? E questo fondamentalmente. Perché questi? Perché questi dialetti hanno non le 5 vocali classiche del siciliano, ma ne hanno 7 più una serie di dittongi speciali. Non solo, ma come tutti i dialetti dell'Italia settentrionale, tutte le occlusive sordi intervocali, cioè la P, la T e la K, diventano B, D e La. Ad esempio, che so, catena diventa cadena, e addirittura caraina nel dialetto di San Fratello, la D ancora passa a R, o addirittura scompare come nel dialetto di Piazza Melina dove si dice caena. Vabbè, potremmo continuare a lungo. Quindi questi sono. Poi ancora, sempre in quel contesto lì, per andare avanti, e mi risultava che c'erano attorno a questi paesi altri centri in cui magari il vocalismo è di tipo siciliano, anzi sicuramente siciliano, il consonantismo è di tipo siciliano, e però ci sono parecchie parole che sono di importazione italiana settentrionale. E allora pensai che si trattasse di una irradiazione dai centri principali. O devo aggiungere che assieme a quei 14 c'è anche Caltagirone, che ha una storia particolare, ma Gallo Italico è. E ne parleremo più tardi. E allora c'è tutta questa zona attorno, costituita da vari paesi, in cui ci sono presenze di parole italiane settentrionali. L'idea più accettabile è che, essendo vicini a questi paesi, siano stati in qualche modo irradiati, no? Queste parole siano state esportate. Questo è quello che sostenevo fino al 1998 e per lungo tempo. Di recente mi sono ripromesso, andando in pensione, perché la pensione ti permette di studiare di più, perché se no non studi all'università, con quello che oggi è l'università si fa burocrazia e non studio e non ricerca. Questo sia chiaro. No, non importa, la gente e ora è stato dichiarato anticostituzionale. No, non si può studiare all'università, basta.
E allora ho ripreso il discorso perché quello che è un articolo da enciclopedia, saranno una cinquantina di pagine, deve diventare un grosso volume dove si risponde. E fra l'altro mi sono posto il problema di queste parole che si trovano a Tripi, si trovano in tanti altri posti del messinese, ma anche del calatino, e tante volte si arriva giù fino a Modica. Queste sono parole italiane settentrionali. Alcune sono estese a tutta la Sicilia, ma quelle non sono italiane settentrionali, perché questi gallitalici, parliamoci chiaro, non è che sono venuti qua come sostengono i Sanfratellani, erano gli accompagnatori nobili della principessa Adelaide del Monferrato che veniva sposa. No, erano poveri disgraziati che morivano di fame in un momento in cui l'Italia settentrionale aveva grossi problemi. Io ho parlato una volta di questione settentrionale, va bene? C'era la fame e questi dal basso Monferrato si spingevano verso Savona e gli storici dell'epoca parlano di aforender arendiui, besognosi, quindi arresi, bisognosi, che venivano spese appunto nella carità, eccetera. A un certo punto però la Sicilia viene conquistata dopo 30 anni di guerriglia disastrosa dai Normanni. Uno storico dice che erano l'associazione a delinquere normanni. Quei maledetti. L'associazione. No, maledette no, per carità. La storia gronda tutta di là che mi sa. Quei maledetti normanni che Chico Pozzo ha preso come... Bene, conquistata la Sicilia, bisognava tenerla la Sicilia, gli arabi mica se ne erano andati. In esilio era andato qualcuno dei nobili che aveva, ma gli altri qua come potevano fare? Siccome Ruggeri si era sposato alla regina, con la contessa Adelaide del Monferrato, perso il matrimonio, terze nozze. E allora questi Monferrini cominciarono a gravitare sulla Sicilia. Il cognato Enrico divenne conte di Butera e Paternò, pensate, da Butera e Paternò mezza Sicilia aveva, no? E bisognava difendere questo regno conquistato. Come? E siccome c'è quella questione settentrionale, facciamo venire queste persone dal basso Monferrato, dalla Liguria, zone alleganiche, e si trasferiscono in Sicilia. Questi i fatti storici. Leggendo un documento riportato da Rosario Gregorio, ho appreso che nel 1153 i Lombardi di Santa Lucia del Mela avevano gli stessi privilegi di quelli di Randazzo, nel senso che erano esentati dalle angherie dell'auditorio, avevano libertà di erbaggio per le loro greggi, però come quelli di Randazzo erano tenuti, di Nicosia e di Cartagirone, erano tenuti al servizio di Marinelli. Su queste basi ero ancora giovane, ma io non ci sono stato mai a Santa Lucia del Mela e sono partito. Mi sognavo di notte di andare a trovare i capitali civili. Nulla, neppure una traccia piccola così. E dico, che è successo? Perché non c'è niente? Mentre la zona è tutta impregnata di elementi capitali. E ho avuto quest'idea. Secondo me, questi italiani settentrionali sono venuti via mare. Come potevano venire via terra dalla Liguria? La parola non era facile, via mare. E come fanno oggi gli immigrati che vengono via mare? Cioè, avranno affittato, insomma, si saranno svenduti anche gli occhi, eccetera, e sono arrivati qua. Perché qua c'era la Sicilia, c'era l'American Litteram nell'Eldorado, no? Potevano avere delle terre, hanno avuto le migliori, Randazzo, Nicosia, Piazzamerina è il fiore delle terre della Sicilia, no? E quindi sono sbarcati a mio parere a Milazzo, a Milazzo, e sono stati concentrati a Santa Lucia del Mela per parecchi anni, perché in attesa che venissero inviati nella zona in cui non volevano. Se noi analizziamo, non si vede niente, queste se ne vede un po'. No, prima gruppo, vedete? Queste, se consideriamo che anche Butera qua giù era gallitalica, questi centri sono dislocati da nord a sud. San Fratello,
Randazzo, Novara, si scende giù Nicosia, Piazza Armerina, Aidone, Piazza, Mutena. La Sicilia viene divisa in due, in maniera che gli arabi della Sicilia sud-orientale, Ragusa, Siracusa, non potessero unirsi con gli arabi della Sicilia occidentale, perché unirsi significava perdere il regno che avevano conquistato in 30 anni di guerriglia atroci. E quindi tutte le volte che c'erano storie con i piazzesi si buttavano sempre sugli arabi e gli stranieri. Quindi il problema fu di ordine politico, strategico e militare. E all'inizio, naturalmente, poi ci insegna molto da questo punto di vista l'esperienza degli albanesi, no? Naturalmente si aspettava che venisse tu vai lì, tu vai lì, tu vai lì. Ora, tutti, addirittura ecco, venivano mandati anche per gruppi numerosi, famiglie, insomma, no? Che se il dialetto di Nicosia non è esattamente quello di Piazza, si assomigliano, e se Piazza e Nicosia sono completamente diversi da San Fratello, è perché erano gruppi provenienti da paesi diversi, con dialetti diversi, insomma, no? Ma nel territorio, ora l'altro dobbiamo vedere, avanti, nel territorio, secondo punto, nel territorio, io oso pensare, ecco, vedete, ci sono tracce gallitaliche a Roccella d'Aldemone, Santa Domenica Vittoria, Maletto, Bronte, Francavilla di Sicilia, siamo nel Messinese, Caltagirone, in Bacca, vado avanti al terzo, che è il più completo. Al terzo gruppo ci sono, ma ce ne sono un sacco, vedete, Galati Mamertino, Tortorici. Questi non sono centri gallitalici, sono quei centri, sì, ora si accendono tutti, Racuia, Ocria, Lingua Glossa, dunque c'è tutta la valle dell'Alcantara, la valle del Patrì e poi anche altri insediamenti, eccetera, dove ci sono elementi gallitalici, ma non forti, ci sono solo parole. Queste parole, analizzando il lessico siciliano, le ho tutte trovate, sono una quarantina, no? Si trovano qua. Secondo me, a leggere allora questi dati, adesso vi dirò quali sono alcune di queste parole, ve le cito, a leggere questi dati l'impressione è che non è che queste parole siano state irradiate da centri come Nicosia o San Fratello, eccetera, no, è che quegli immigrati, che il grosso di questi immigrati raggiungeva le località loro assegnate dalle autorità normanne, alla spicciolata si andavano disperdendo un poco nel territorio. Quindi allora non si tratta di una zona di irradiazione, no? di nomi che si irradiano e vengono scappati, ma si tratta di una zona che già in partenza ricevette immigrati italiani settentrionali. Siccome erano pochi, sono stati assorbiti linguisticamente dal siciliano del posto, però hanno lasciato anche alcuni termini che loro usavano. Alcuni di questi ve li cito. Naturalmente, ecco, c'è anche da dire un'altra cosa: dovunque arrivano questi italiani settentrionali non è che li accolgono a braccia aperte, arrivano e vengono mandati in località che esistevano. E così c'è Novara, c'era Piazza Armerina, c'era Idone, erano lì e non li accolgono con le braccia aperte, perché quelli ci stavano da sempre, i greci o i latini, a seconda della località, e quelli erano arrivati, gli intrusi. Oggi non è che si accolgono a braccia aperte, ahimè, purtroppo, gli immigrati che vengono da fuori, c'è sempre un qualche sospetto. La storia la scrive, loro non l'hanno scritta perché non erano né vincenti né ricchi, ma la storia si è depositata nella lingua. E allora che successe? Successe che una volta giunti in Sicilia, soprattutto nei centri maggiori come San Fratello, Nicosia, Piazza Armerina, questa gente si sforza di cercare di essere un poco siciliana, no? E lo fa in maniera esagerata. Vi faccio solo un esempio, ma potrebbero non esserci tanti. Noi sappiamo che in siciliano la doppia L tra vocali diventa G. Gallina, Iadina, no? Oppure collo, coglio, no? Cugliare, e così via. E allora anche questi gallitalici si sforzano di apprendere questo suono G, che loro non avevano, per sicilianizzarsi un po', insomma, accattivarsi.
ma siccome loro la doppia L ce l'avevano all'inizio di parola, piuttosto gallo, la doppia L in gallo non c'era, era gao, quindi era scomparsa del tutto. In gallina sì, diventa gallina invece di gallina. All'inizio di parola avevano lupu, avevano lana, avevano luna e così via, no? E cosa fecero? Che il lupo divenne l'uovo, lana divenne diana, e l'altro era lupo, lana, luna e così via. Cioè hanno commesso una ipercorrezione che da un punto di vista sociolinguistico significa sudditanza culturale, insomma, in qualche modo, no? Quando poi però la vinsero, perché con l'andare del tempo poi i siciliani in queste località maggiori furono assorbiti dai gallo-italici. Quando la vinsero poi alzarono un po' la cresta, frattanto si erano anche scordati di essere venuti dal nord, sia i siciliani che dovevano, e dopo 200 o 300 anni che potevano pensare, no? Si erano scordati e allora però avevano acquistato l'orgoglio di parlare la loro lingua. Orgoglio finché erano all'interno, se si confrontavano con gli altri non era orgoglio, si vergognavano quasi perché non venivano capiti. E allora succede che cosa? Che ipercorreggono in un altro modo, facendo vincere l'elemento gallo-italico questa volta. Per esempio, una parola come gomma, in cui la doppia N interna è etimologica, va bene? Esistono doppie M etimologiche o doppie N etimologiche nel nicosiano, ad esempio. E allora una parola come gomma, in cui la N è doppia, è etimologica, la pronunciano alla maniera loro. I siciliani dicono yamma, loro dicono gamba, i siciliani dicono gumma e loro dicono gomba. Stavolta la vincono loro, no? E così, mentre i siciliani dicono lanna, la latta, insomma, no? E loro dicono landa e non c'è landa. Nel territorio, dicevo, ci sono moltissime parole e allora ho fatto delle carte geografiche, poi quando uscirà il libro ne parleremo di queste cose, e queste parole io le ho, come dire, suddivise in due grossi gruppi. C'è un gruppo di parole che si trovano in tutta la Sicilia e non sono dovuti a questi immigrati, sono dovuti a quelli italiani settentrionali che una volta che la Sicilia si aprì ai commerci con l'Italia e con l'Europa, va bene, e lo stretto di Messina da confine dell'Africa musulmana, della zona musulmana, divenne porta della Sicilia verso l'Europa. In quel momento appunto si aprirono i commerci con il nord, con la Toscana, con la Liguria, con la Provenza, eccetera, no? E allora ci sono parole italiane settentrionali che sono di tipo commerciale e che sono penetrate un po' in tutta la Sicilia, e ci sono parole che invece sono limitate all'area gallo-italica. Non perché siano partite da quelle zone, ma perché quest'area gallo-italica ha una zona intensamente colorata, quei paesi che abbiamo visto, e tutta una zona circostante dove i gallo-italici ci sono andati fin dalla prima ora, però sono stati assorbiti dai siciliani, lasciando traccia delle loro parole. Vi dico qualche esempio dei riflessi linguistici della immigrazione, della presenza di questi italiani settentrionali nell'isola. Erano commercianti, venivano a comprare i formaggi, l'olio, il frumento, eccetera. Ecco, il maschio della capra si chiama dappertutto becco in Sicilia, ma becco mica è una parola siciliana. In Sicilia si dice, in area nord-orientale, zimmaro, che è una parola greca, chimaros, oppure si dice crapo, cioè agrigentino, o craponi. Becco è italiano settentrionale. Il tacolo si chiama in tutta la Sicilia camula, è una parola italiana settentrionale. Il contenitore per la ricotta si chiama cavagna in tutta la Sicilia, ma è una parola italiana settentrionale. E anche tuma potrebbe essere italiana settentrionale piuttosto che provenzale. Perché? E perché quando questi commercianti arrivano e vanno nei cosiddetti marketi a comprare il formaggio, eccetera, invece di dire casu, come si diceva in Sicilia, casu è toscano, invece di dire casu dicevano tuma, e il pastore dice tuma vuoi, e tuma ti do, tieni, perché te la compri, perché andava in porto. Finché questa parola tuma si è diffusa
in tutta la Sicilia, ma caso in Sicilia c'era, come lo dico anche osservando il dialetto attuale. Nella zona di Marsala il cosiddetto consumo è il cibo che si porta quando in una famiglia muore qualcuno, i vicini portano, i parenti portano un consolo, si dice a Catania, no? Da mangiare, qualcosa. Ebbene, nella zona di Marsala non si dice un consolo, si dice un caso, portamici un caso, cioè il pane col formaggio, insomma, va bene? Quindi caso c'è. Caso cavallo, nel composto caso sopravvive. Casolaro, il luogo dove si mette ad asciugare il formaggio, casolaro, è bello, c'è niente da fare, quindi il caso c'era. Allora cosa hanno fatto? Si sono divisi, si dice in termine tecnico, si sono polarizzati i significati, si sono divisi i significati. Tumo significa formaggio, caso significa quello che si porta quando muore qualcuno. E così ancora tanti altri, ce ne sono, insomma va bene, non posso citare tutto, anche che so, un ruolo, la quercia, cerza in Sicilia si chiamava, no ruolo, o cassa, questi sono nomi italiani settentrionali. Bene, andiamo ora all'estero dei gallitalici veri e propri. Ci sono casi in cui non si può dire se una determinata parola sia siciliana o gallitalica. Per esempio, se tutte e due hanno lo stesso tipo lessicale, l'imbuto per riempire la salsiccia, una volta non c'erano nelle macchine, no? C'era un imbuto e si riempiva così. E in Sicilia si chiama inchieturi. Inchieturi, te riempie il budetto. A San Fratello si chiama Ancerauro. Ancerauro è inchieturi. Ancerauro, sì. Ecco. Oppure l'arato. Arato nel siciliano, area o ara nel nicosiano. Questi certamente sono italiani, sono foneticamente italiani settentrionali, ma il tipo c'è lì e c'è qui, quindi non si può dire niente di questo. L'Aia si chiama Iera nel Nicosia, Iera in Liguria, Aria nel siciliano. Quindi queste sono voci su cui non possiamo dire niente, ognuno ha il suo tipo lessicale. Andiamo poi invece ad altri casi. Sapete bene che in molte parti della Sicilia piegare, ad esempio un lenzuolo, si dice gnotticare, lui è argentino e dice gnotticare. Uno di questa zona? Ghigare, che sarebbe il tipo ghigare, farà ghiga, l'applica. Ma in molte parti si dice nuggiare. E vi dico dove si dice nuggiare. L'area di diffusione di nuggiare, induplare sarebbe etimologicamente, è ampia e comprende i dialetti messinesi centrali e occidentali. Centrale significa San Fratello e tutta la zona lì attorno, occidentale Mistretta eccetera. Area di forte insediamento gallitare di questo. In essa sono compresi i centri di Novara, Ndugia, San Fratello Ndugiare, Montalbano Ndugiare, San Piero Patte Ndugiare. Poi i centri della Valle dell'Alcantara, ecco vedete, e compaiono i centri della Valle, Roccella, Santa Domenica Vittoria, fino a Moio, Francavilla, Motta Camasta, e arriva a Taormina e quindi a Castiglione di Sicilia, provincia di Catania, fino a Lima Rossa e Piedimonte e Dugnero. Un'ampia zona. Ancora, Nuggiare si pure a Randazzo, nell'Italica, a Bronte, ma arriva fino a San Teodoro, fino a Capizzi e fino a Cesarò. Addirittura c'è anche a Sant'Alfio sulla Canale da Grano. Poi tutti gli altri gallitalici hanno Nugge. Piazza Marina invece, assieme a Nugge, c'è anche Nutche. Questo è il prestito del siciliano. Va bene? Allora, come vedete, etimologicamente e come tipo lessicale siamo a Ligure, Duge o Dugia. Rosso si diceva anche il piemontese Dubie. No, Dubie, no. Il piemontese non c'entra. Tutte queste parole che io ho raccolto qua e che sto studiando mi portano alla Liguria e tutt'al più a qualche centro del Monferrato meridionale a ridosso della Liguria. Quindi l'emigrazione lì è stata. Bene, la donnola. La donnola si chiama un po' dappertutto in Sicilia pedottola, è vero? Pedottola. Nei gallitalici si chiama bedula. Bedula. E quali sono questi gallitalici? Abbiamo Aidone,
Sperlin, Nicosia, Piazza Merina. E poi torniamo anche al Messinese, Basicò, che non è Calitarico ma è in quell'area lì, Patti, Sinagra, Raccuia, Ucria, Tortorici e poi Buccheri, questo è Calitarico, ma anche San Michele di Ganzeria, e poi Floresta e Sinagra ancora nel Messinese. Poi abbiamo ancora, Tripi, Malvagna, San Piero Patti, Maletto, Bronte, ci sono tutti i Calitalisi e tutta quell'area attorno. Il carnevale in Sicilia si chiama o Calluari o Carnelevari o anche Carnevali, ma si chiama anche Carnevari. C'è differenza, no, glielo dico. Quindi, per indicare il carnevale della Sicilia, insieme alla Calabria e al Salernitano e qualche punto di area locale, esibisce il tipo carnelevare. Va bene? Ma c'è anche il tipo carlevare, senza il ne, che è presente in alcuni punti calitalici: San Fratello, Fantini, Santa Domenica Vittoria, Bronte, Nicosia, Eidone, Montalbano, eccetera, eccetera. Però questo carlevare lo troviamo anche a Capizzi, a Mistretti, a San Teodoro e poi ancora a Centuri, Catenanova, Barafranca, Acata e Butera, Lingua Grossa Castiglione. Vedete, c'è tutta quell'area lì che venne, dove furono presenti fin dal primo momento i Calitalici, ma non riuscirono ad imporsi. Si sono imposte per quelle parole. E questo è importante. Non mi soffermo di più, ma un caso particolare ve lo voglio illustrare. Ad Aidone un ciabattino, ma di quelle scadenti, insomma, ora non ce n'è più, si chiama Selunz. Quando mi imbattei in questa parola strana, poi chiesi lì ad Aidone, dico: ma che cos'è sto Selunz? E mi hanno risposto: è scarparazzi tinte, un ciabattino, insomma, scadente, no? Quello che in siciliano si chiamava, ormai non ci sono più, si chiamava cunzaturaro. Cunzaturaro si chiama, perché questo raccoglieva scarpe vecchie, ne aggiustava la meno peggio, la povertà c'era e poi se ne vendeva per 4 anni. Parola che nel mio lavoro del 1998 avevo detto è un apax, in Sicilia è solo lì, nel nord Italia ci è come U. E nel nord Italia questo suffisso uns è un suffisso che si trova accanto a nomi di persone che esercitano un certo mestiere. Si ha il tipo suola, solunz significa suola più ole suffisso, suolone, più la essere nominativo arcaica e diventa solunz. Vabbè, questa è l'etimologia. Ma cos'è importante? È importante che, speriamo che lo trovo, e posso essere preciso, e l'importante è che, mi pare, nell'Agrigentino, Sant'Angelo Busciano, si trova Selunza ali porti. C'è Battino pure. Che cosa è? Probabilmente un povero scarparo aidonese che sapeva che era Selunza e non la più, va bene, se ne andava in giro per i paesi anche lontano e dire: c'è il ciabattino per le porte. Quindi vedete, questa parola è migrata fino a lì. Bellissimo questo qua. E qualche altra cosa ancora. Queste sono chicche. Certo che sono chicche, sì. Sì, ma guarda che arrivarci non è che sia facile. La ramazza per scopare l'aia, come la chiamate da queste parti? Una scopa rustica per scopare l'aia, scopare la strada. È a Deviglia. Deviglia si trova in area ligure, a Sassello, vedi un po', spunta Sassello un'altra volta, no? E qui si trova Santa Domenica Vittoria, Montalbano, San Piero, Franzanò, e poi Nicosia, Sperlinga, Aidone e così via, insomma, guardate, c'è una lista che non finisce mai, Bronte, ma sempre in quell'area che gravita attorno ai centri calitalici. Diviglia è nel nord Italia, sempre ancora una volta nella Liguria, e viene
etimologicamente simpatica, è un composto da debiliare, cioè dile più are del verbo, togliere le cose vili che le cose scopare, insomma, no? Ecco, stamattina abbiamo visto qui in questo museo Unimolo, che tu non chiami Nimolo. Come si chiama a Montalbano? L'arcolaio, quello attorno a cui si avvolge il filo per filare, eccetera. Come si chiama? E ora te lo dico io se c'è. Dunque, nel dialetto di Nicosia si chiama Ghindalo, o Ghindalo. E poi San Fratello si chiama Ovino, siamo sempre lì, San Basilio di Novara Inno, Fantina Inno, Montalbano Indaro, giusto? Tripi Innaro, Rodi Milici, Roccella Valdemone Indolo, Nizzaro, Colomera, Giardini, Gualtieri si chiamano Immolo. E la stessa Messina ha Immolo, anche a Messina. O se lo chiedete ai ragazzi non lo sanno. Che peccato. Io chiedo scusa, ma è da tanto che non si usa. Quindi. Sì, però una volta quando arrivavano i cataloghi di quei supermercati per corrispondenza, non mi ricordo come si chiamavano, c'era scritto Arcolaio o Guindalo, c'era scritto, va bene, e poi lo ritroviamo questo anche tra i galli talesi di Lucania, perché in Lucania ci sono un bel gruppo di centri, c'erano forse, ora non sono intensi come da noi, ma c'erano, perché dicevamo vennero queste nel nord Italia, il figlio del conte Enrico, fratello di Adelaide di Monferrato o Adelasia, Simone, era conte di Paternò di Butera e di Policastro, quindi anche lì li fece venire, certo non per difendersi dagli arabi che non c'erano, ma per il controllo del territorio. Poi ci sono alcune altre parole che si trovano nella zona anche di Modica. E perché ci sono? Perché probabilmente da Ferla Buche di Cassa, cioè è stato quello che a Modica non ce n'erano queste cose. E allora l'aver disposto su carta le risposte relative a questi quesiti che vi ho detto mi ha permesso di dire, ecco, queste parole si trovano non in tutta la Sicilia, ma in un'area. E non per il prestigio, perché, scusate, se togliamo Nicosia, Piazza Merina e in parte Randazzo, che presto diventarono città libere, anche ricche, eccetera, no? Nicosia venne fatta baronessa da Federico II perché lo salvò. No, come no? 1209. Venne fatta, gli diede 6 femmine. Baronessa in questo senso, mica gli mise la corona in testa, no? Ma 6, la montagna. 6 femmine. Perché glieli diede? Perché sopperiva con i graziosi donativi. Quando l'imperatore a 9 anni tenne Parlamento nella piazza di Nicosia e Nicosia pagò. Poi divennero prestigiosi, ma Cartesino, Piazza del Merino, Nicosia, Randazzo. Non si può dire la stessa cosa di Novara o dei piccoli villaggi attorno a Novara o di San Fratello, insomma, no? Sperlinga stessa non esisteva. Sperlinga è nel nord dei Galli Italici, ma Sperlinga molto probabilmente ricevette abitanti di Nicosia alla fine del 1500, quando il feudatario romano ottenne la licenza popolare di cui abbiamo parlato tante volte con la professoressa. Quindi Sperlinga non c'era e non potevano avere prestigio. Il prestigio di Nicosia non era tale da poter diffondere parole nel territorio. La stessa Capizzi, che ogni tanto ci sorprende con qualche parola gallitalica, per esempio il germe dell'uovo, forse non lo sapete che cos'è il germe dell'uovo. Tu lo devi sapere per forza perché sei veterinario. Il germe dell'uovo è un dischetto bianchiccio, non più grande del centesimo di euro, che si trova sul rosso dell'uovo. Quando è fecondato c'è un puntino rosso, se uno non sta attento non lo vede neppure. La valvola germinativa.
la macro generativa, perfettamente, c'è questo. Ma le nostre nonne lo sapevano che c'era lì. Perché lo sapevano? Perché non è che siamo state sempre nell'abbondanza come ora, no? Si va nei supermercati, una volta ho letto paradossalmente che un povero di ora ha a disposizione cibi migliori di un nobile di 150 anni fa. Un po' paradossale, ma è così. E allora le nostre nonne che facevano? Spiragliavano l'uovo, lo guardavano in controluce, se riuscivano a intravedere la macchietta di sangue, lo mettevano sotto le chiocce, se no era uno spreco. E allora, se si conoscono le cose, si devono denominare. A Nicosia si chiama ugermio dell'uovo, significa il germino, il germe. A Capizzi è ugenino. Io in un primo momento avevo pensato, Nicosia, Capizzi, no? Sarà passato da Nicosia, ma un nicosiano se ne va a stare a Capizzi, ma non come idea, insomma, non esiste, insomma. Nicosia è città prestigiosa, Capizzi. No, Capizzi è stata infeudata, Nicosia era città libera. E che Capizzi fu Gallo-Italica fino al 1233, quando si ribellò a Federico II e quello li disperse, li portò un po' a Palermo, un po' li mandò ad Augusta, eccetera, insomma, no? Ma qualcosa lì restò. Detto questo, mi resta solo da dire che alcuni centri gallitalici sono scomparsi come Santa Lucia del Mela, ma anche Capizzi, no? O anche Maniaci. Bronte, in fondo, che ha una forte presenza gallitalica anche a livello di fonetica. A Bronte si dice iamba, poi si dice anche la parola con NN, come potrebbe essere? Cambarieri, per esempio. Come? Cambarieri. Cambariere, stombico, addirittura stombico, vabbè, nindiamo, da dove è spuntata fuori il Bronte? Bronte è spuntata fuori dalla riunione dei numerosi villaggi, secondo Falcando, dall'Italica era Magnaci, e agli inizi del 1300 scompare dalla carta della Sicilia. E però scompaiono lì attorno una serie di casali come Cattaino, oppure Carbone, Spanopla, Cabaiana, Rapiti, Santa Venera, Roto, Saleone e Como. Questi sono villaggi che erano attorno a Maniaci e scompaiono. Ma guardate che in epoca normanno-sveva sono scomparsi dalla Sicilia 600-700 villaggi costituiti perché cambia l'habitat, e finisco, cambia l'habitat, la gente si riunisce, lascia le campagne meno sicure e si riunisce in città. Il concetto di città non è quello di oggi, città erano da 2000 in su, insomma, no? Perché questi borghi erano borghi di 50, 80, 100, 200, e allora preferiscono ritirarsi nelle città e qui si forma il siciliano, ma questa è un'altra cosa. E quindi se scompare nella zona di Nicosia scompare Vaccaria indica Macara, che a un certo punto all'inizio del 300 da borgo che pagava le decime, quindi era produttivo, diventa tenimentum terrarum, cioè un feudo. E vedi caso in quel momento a Nicosia appare un toponimo che è Vaccaria. Un mio caro professore mi disse: che me ne racconti che Vaccaria di Nicosia possa essere di Macara? E mi raccontare questo perché se tu conoscessi il territorio, le vacche nella zona del Vaccarino, dove c'è questo quartiere qua, non ci possono manco salire, perché è una zona rocciosa, perpendicolo così, ci sono le case arroccate, quindi le vacche che ci possono andare a fare. Erano queste che si trasferivano. Quindi il territorio si rinnova, ma si rinnova anche nel 600, quando viene fondata Gran Michele riceve qualche influsso da Caltagirone, e nel 600 Mirabella in Bacca, che viene fondata nel 600, provenivano i mirabellesi da Aidora Piazza Merino. Lo stesso si può dire di Santa Domenica Vittoria ed altri, no? Quindi questa gente e soprattutto di Val Guarnera Caropepe. I valguarneresi hanno un linguaggio particolare che in parte ha dell'aidorese, in parte del siciliano, perché era una gente proveniente da Aidora e Crocipete.
Forse vi ho stancato. Grazie. Grazie. Di questo stancamento mi piace.